Questa settimana è dedicata alla biodiversità, della cui importanza stiamo diventando sempre più consapevoli. E la biodiversità è la ricchezza di vita che esiste sulla Terra e davvero comprende tutte le varietà di animali, piante, funghi e microrganismi che popolano questo pianeta e sono indispensabili all'esistenza della vita stessa, così come la conosciamo. E oggi in particolare noi vogliamo portare la vostra attenzione a una specie rara, protetta, che è l'orchidea barbone adriatico, uno splendido esempio della notevole biodiversità dei Colli Euganei. Nel giardino botanico abbiamo la fortuna di averne una ricca e florida presenza nei prati sottostanti Casa Marina ed ogni anno ci conforta con la sua meravigliosa fioritura. Questa specie dei prati purtroppo è in grande regresso e sofferenza, sia in Europa che nella nostra penisola, ma ha trovato nei colli un'isola felice, un rifugio in cui svilupparsi. Come tutte le orchidee, la sua nascita è legata alla presenza di un minuscolo fungo del terreno, con il quale convive in una simbiosi mutualistica, e ricevendo dal fungo la possibilità di nascere e ottenere sali minerali, e fornendo al fungo le sostanze complesse che genera con la fotosintesi. Anche la sua riproduzione è legata a degli insetti specifici che sono attratti dalla forma del fiore e dai suoi odori che emana. Questa pianta è davvero lo straordinario esempio di come ogni specie naturale sia un elemento indispensabile per la vita di questo pianeta. Un anello di una catena biologica che se venisse a scomparire con lei sparirebbero anche gli altri elementi. Ed è per questo che nessun lembo di biodiversità deve essere lasciato estinguere senza lottare per salvarlo. E dobbiamo essere consapevoli che ne va della nostra stessa esistenza.